osserviamo l'entrata in campo sul terreno di gioco delle due formazioni. Con la maglia nera la formazione dell'Unione Venezia, con la maglia bianca quella dell'Unione Quinto. Mette in moto subito l'Unione Venezia, in mezzo per Fedato il cross sul secondo palo verso, attenzione, il colpo di testa all'indietro, però finisce sui piedi di Paolini, che può dare sulla sinistra per, attenzione, entra in area Salzano, il tiro! E il pallone rimane in area di rigore, con successivamente il tentativo da parte della formazione dell'Unione Quinto. Quindi tutto questo al quarto minuto di gioco, con la parata di Menegatti e poi il successivo tiro di Vianello. Intanto attenzione che Mazzeo ha la possibilità di entrare in area di rigore della sinistra, il tiro e la rete! Il gol di Mazzeo al 13° minuto di gioco. È rimasto liberissimo, rimasto libero di entrare sulla sinistra Mazzeo, e ha messo appunto con il mancino sul secondo palo, e la formazione lagunare si trova in vantaggio al 13° minuto di gioco. Verso il numero 4 Vidotto, ancora con Paolini, il pallone, attenzione per il tentativo, è il fuorigioco incredibile, è stato annullato il gol all'Unione Quinto perché probabilmente c'è stato l'ultimo tocco da parte di Vianello. Barriera 2 quindi per l'Unione Quinto, sta per partire il calcio di punizione con l'auto, parte il cross sul secondo palo. C'è forse una trattenuta su Zubin, cadono a terra Zubin e un giocatore dell'Unione Quinto. Numero 5 arancio-nero-verde, Borotto, bello questo il pallone per Mazzeo con la possibilità di entrare in area di rigore. Vediamo, cerca di rientrare perché forse viene anche agganciato dell'Unione Quinto. Intanto Nicoletto ha molto spazio per portarsi in avanti, non ne approfitta. Comunque cambio di gioco per Fedato, buono questo pallone messo in mezzo d'esterno destro da Fedato, davvero un'ottima opportunità per la formazione lagunare. Questa opportunità dell'Unione Quinto, vediamo se Tonizzo calcerà direttamente in porta oppure metterà il pallone in mezzo. C'è il pallone messo in mezzo, attenzione con il tiro da parte di Paolini, e mette il pallone in mezzo in rete al 40° minuto di gioco, con il gol del numero 8 Paolini, che ha sfruttato in maniera ottimale una combinazione di gioco con il pallone messo dentro in area di rigore. Ancora Malagò, si porta avanti il pallone di sinistra, lo sganciamento per Cardin, parte il cross, Zubin, la girata e il colpo di testa che fa finire fuori. Tutto questo al 4° minuto di gioco. Il cross dalla destra da parte di Vidotto e colpo di testa. Intanto dall'altra parte c'è il tentativo di Mazzeo a mettere in mezzo con il pallone che viene spedito in angolo con l'auto per Zubin. Il buon passaggio di Mazzeo per Zubin, il tiro e il pallone che finisce di poco sul fondo al 8° minuto di gioco. Sbaglia i passaggi anche l'Unione Quinto, vediamo c'è Collauto per Casagrande, il passaggio per Collauto prova il tiro e la rete del capitano, al 40° minuto di gioco. Casagrande, percussione centrale per Collauto, che entrato al limite dell'area di rigore di destro ha infilato il pallone. Mister Luppi, esordio da allenatore qui al Penzo con una vittoria. Sì, sono contento, ma sono più contento per i ragazzi, per la prestazione che hanno fatto scusate, e la voglia che ci hanno messo. Ecco, c'è stato un buon primo tempo in generale per entrambe le squadre, poi nella ripresa si è visto molto meno.
No, direi che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica perché loro si muovevano molto, facevano un casino diciamo organizzato e si è dato un po' di difficoltà perché alcune letture di scalato diagonale non le abbiamo fatte bene. Poi il secondo tempo penso che la partita l'abbiamo fatta solo noi, sia fisicamente che con occasioni da gol, anche il primo tempo se le abbiamo avute, penso che sono soddisfatto da questo lato. Ha messo 5 giovani in campo, continua ovviamente la linea verde. Sicuramente perché volevo vedere, ho fatto giocare Fedato trequartista, dato che in settimana e tempo fa mi aveva detto che con le giovanili giocava lì, quindi ho provato lui dietro le 2 punte e il ragazzo è andato molto bene, sono molto contento, ma al di là di questo tutta la squadra penso che oggi abbia dato tanto, sotto la voglia, cercando le giocate, ho visto una squadra che ha fraseggiato in certi momenti, sono stati quasi perfetti. Sappiamo che adesso ci sono state queste novità da parte del Consiglio federale sul fatto che la prima eventualmente essere ripescata su un organico ridotto potrebbe essere appunto la vincitrice dei playoff. Come l'avete presa questa notizia all'interno dello spogliatoio? Sinceramente non ne abbiamo neanche parlato, perché noi sappiamo che dobbiamo affrontare 2 partite prima di arrivare, anzi tante partite prima di arrivare alla finale, quindi noi lavoriamo settimana in settimana cercando di migliorarci sempre. Allora Mazzeo, su Facebook spesso e volentieri dici che vuoi il sole, oggi è arrivato. Sì, finalmente è arrivato il sole, una bella giornata, è finita con i 3 punti, che era la cosa più importante oggi. E basta, adesso dobbiamo pensare a finire bene l'ultima partita e prepararci per i playoff, che penso che Itamai sia dentro quinta. E basta, dai, è andata. Finalmente siete tornati alla vittoria che mancava da 5 partite. Sì, da quando sono arrivati i russi non abbiamo vinto. Mi sa che è la prima vittoria da quando sono arrivati e sì, abbiamo avuto un blackout di un mese decisivo e purtroppo non si è riusciti a vincere, poi adesso ci sono i playoff e dobbiamo finirli bene perché chi vince va su. La partita è stata divertente dal nostro punto di vista di spettatori per circa una 50ina di minuti, poco più. Poi si è giocato più così a stare attenti a centrocampo e poi è arrivato il gol assist di Casagrande per Collauto. Fatalità è entrato in campo un giocatore fresco che ha dato, anche perché Fedato aveva dato molto. Sì, oggi era tanto caldo, quindi penso che mi era duro arrivare a 90 minuti sempre con lo stesso passo. E infatti dopo 60 minuti, al 60esimo, le squadre comunque hanno iniziato a tirare un po' il freno a mano, normale che sia anche così, essendo fine stagione, comunque c'erano penso 25 gradi, però dai, è stata una partita divertente, potevamo anche chiuderla un po' prima, abbiamo sbagliato un po' sotto porta, però alla fine ha fatto gol il capitano. Innanzitutto salutiamo Fedato, esordiente nelle nostre interviste, esordiente soprattutto con la maglia del Venezia, giocato dal primo minuto. Sì, oggi è stato importante e la squadra ha reagito bene e sono stato contento insomma, che il mister mi ha dato fiducia e devo ringraziare anche tutti i miei compagni che comunque mi sono stati vicini in questi giorni e non mi hanno fatto pesare diciamo, il mio esordio. Alla fine eri stanco? Sì, alla fine ero stanco, non avevo finito diciamo, la benzina, però sono stato contento, insomma anche il mister siamo stati contenti insomma, della mia prestazione. Comunque bisogna sempre migliorare e fare di più. Il gol annullato, tu hai detto che la palla non sarebbe entrata, comunque... La palla non entrava, ero io forse che ero leggermente oltre al momento del tiro di Salzano. È stata la deviazione del portiere, la palla era parallela alla porta, lungo la linea dell'area piccola, io sono attaccante, devo buttarla dentro e dopo ci penso se mai guardalinea ad annullarla. Penso comunque di essere stato in fuorigioco. È stato uno scontro tra i Vianello? Sì, ma è normale, dai, giochiamo in 2 ruoli rispettivamente opposti. Io sono un attaccante a prima punta, lui un difensore centrale, è stato un duello corretto,
Ho avuto anch'io le mie occasioni per poter segnare oggi, sono stato un pochino impreciso, un pochino bravo il portiere. Andiamo a casa con 0 punti, con anche il rammarico, perché volevamo far di tutto per poter raggiungere l'ennesimo traguardo dei playoff. Allora, come valutiamo questa partita? Ma noi secondo me abbiamo fatto molto bene il primo tempo, bene sul piano del gioco, molto bene direi. Poi siamo andati sotto, forse sull'unico tiro in porta al Venezia il primo tempo, però poi abbiamo reagito, abbiamo continuato a giocare senza perdere la testa. E poi il secondo tempo è un po' cambiata la partita, noi siamo un po' scesi, Venezia ha messo un po' più di intensità, ha avuto un paio di palle gol, però anche noi le nostre occasioni, io credo che alla fine se finiva pari non c'era niente da dire. Siamo stati bravi, abbiamo giocato a calcio, abbiamo tenuto la palla per terra, specialmente il primo tempo, poi un po' meno, però bisogna dar merito anche al Venezia che è una signora squadra. Voi siete arrivati sostanzialmente alla conclusione del campionato, avevate qualche piccola speranza di accedere ai playoff? Ma noi credo che almeno da quando sono arrivato io, senza nulla togliere al lavoro di Tomei, abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto tante partite. E quelle perse, forse compresa quella di oggi, non le abbiamo perse giocando male, anzi qualcuna sicuramente meritavamo qualcosa in più. Io devo dar merito ai ragazzi, sono stati bravi, hanno creduto nel lavoro, hanno lavorato bene, diamo merito anche alla nostra società perché bisogna anche ricordare come erano partiti quest'estate. Quindi il campionato è stato fatto, abbiamo fatto una bella torta, ci è mancata la ciliegina sopra, però insomma il calcio è anche questo qua.